Sesta corsa, cavalli di 4 anni sul miglio, 1 Enterprise S, 2 Lalla Jet, 3 Elfo LZ, 4 Eubuleo, 5 Etiope Jet, 6 Eva Big, seconda linea 7 Excelon Indal, 8 Ecuador CR, 9 Heroico Pet, 10 Eleoz. I favori sono per Enterprise S numero 1, Francesco Facci in sediolo. Tanto c'è l'errore di Elalla Jet, veloce Eubuleo, che però è marcato stretto da Enterprise S che conquista la testa. Eubuleo rimane di fuori, cerca posto alla corda e il Foile Z però gli sottrae la posizione, poi riinsiste Eubuleo e si accoda con Elfo LZ in terza. All'esterno intanto c'è la progressione da parte di Etiope Jet. Enterprise in vantaggio, ha completato in 29,7 i primi 400 di gara e i 600 se ne vanno in 45 secchi con Enterprise in vantaggio. Etiope che insiste, si trascina Eva Big che ha in schiena Eleoz. Tanto gli 800 in 59,9 con Enterprise in vantaggio, seconda posizione per Eubuleo, all'esterno rimane Etiope Jet, in terza posizione Elfo LZ, poi Eva Big che accenna a spostare in terza ruota quando siamo a poco più di 400 dalla conclusione. Eva Big avanza, allunga però Enterprise, insiste Eva Big, tenta di avanzare anche Eleoz, lungo la corda c'è Eubuleo, cavalli al completamento della piegata con Enterprise in vantaggio, Eubuleo che prova l'attacco, poi Elfo LZ alla corda, ultimi 100 metri di gara con Enterprise AS che viene a concludere vincitore, secondo posto per Eubuleo, mentre per il terzo è Elfo LZ che ha ragione di Eleoz che finisce a centropista al quarto posto. 29,7 a chiudere, 1,14,4 il ragguaglio conclusivo. Enterprise S e Francesco Facci in percorso di testa portano a casa questa vittoria per conto di Afrim Smidra, scuderia Horses Sour Passion. Rivediamo le immagini: numero 1 di Enterprise S al primo, al secondo il numero 4 di Eubuleo, al terzo il numero 3 di Elfo LZ.